Una bomba dell'ultimo minuto. Un vero e proprio terremoto si è abbattuto sul mondo del calcio e questa notizia lascerà tutti senza fiato. Con questo aggiornamento di mercato appena uscito, nessuno si aspettava un colpo del genere e i tifosi impazziranno per questa nuova possibilità emersa sulla stampa locale. Come sempre, mettete un like a questo video e iscrivetevi al nostro canale di notizie perché abbiamo informazioni che faranno tremare i tifosi napoletani. Il Barcellona sta sconvolgendo il panorama sul possibile rinnovo del contratto di Kvaratskhelia con il Napoli. De Laurentiis, il nostro venerato presidente, è deciso a trattenere il giocatore, ma non senza imporre alcune condizioni. Kvaratskhelia attende con ansia il rinnovo del contratto e un sostanzioso aumento di stipendio. Nel frattempo, continua a percepire lo stesso modesto stipendio di 1,2 milioni di euro netti all'anno concordato nel 2022, mentre altri giocatori del Napoli beneficiano di stipendi molto più alti. L'interesse del Barcellona in questa trattativa ha aggiunto un nuovo livello di complessità. L'interesse del club catalano per il nostro numero 77 sta rendendo le discussioni ancora più difficili. Secondo Radio Marca, De Laurentiis è impegnato nella situazione, sapendo che Kvaratskhelia sta emergendo e naturalmente attirando l'interesse di altri club europei. Tuttavia, De Laurentiis non è disposto a rinunciare così facilmente al nostro giocatore di talento. L'allenatore ha chiarito che prenderebbe in considerazione solo un'offerta veramente irrevocabile. In altre parole, il Napoli accetterebbe solo se il Barcellona o qualsiasi altro club interessato offrisse una cifra davvero stratosferica, non inferiore ai 100 milioni di euro. Ora la domanda che tutti si pongono è, amici miei, cosa ne pensate di questa situazione? E non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun dettaglio delle emozionanti mosse del Napoli nel mercato dei trasferimenti. Forza Napoli!